Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Siamo di nuovo sulla demo di PES 2013. Ora di cazzeggiare un po' in Coppa Libertadores, Santos, Flamengo. Voglio provare queste due squadre. Vai. Vediamo come sono fatte queste squadre di club, dai. Allora Neymar sembra fatto uguale. Allora Ney. Wow, andiamo dai. Bella, proprio clima sudamericano. Dai che si gode. Questa cazzo di freccia non riesco a toglierla, non lo toglio, non mi ricordo mai. Comunque sto provando la demo un bel po' di PES e ragazzi mi sta piacendo, è chiaro, ce lo ripeto per la 20ª volta, non è FIFA è un'altra cosa, FIFA è un simulatore, FIFA ha un gameplay strepitoso anche se ha le sue lacune, perché anche FIFA ha le sue cagate. Però per un appassionato di calcio come me, cioè, non può mancare FIFA 13, PES 13 e Football Manager 2013. Cioè, questo comunque è un gioco che io consiglio per chi veramente ama il calcio, così ha la simulazione perfetta di PES e di FIFA, scusate, e il divertimento, il cazzeggio di PES con gli amici. Perché secondo me per giocare con gli amici a PES è fantastico, cioè, non so il perché. FIFA me lo vedo online di brutto, ma seriamente. Mentre con PES magari posso anche farmi due ciacole, cazzeggiare e intanto giocare. Vai. Dopo ripeto, non è la sua opinione ragazzi, il mondo è bello proprio per questo, proprio perché a uno piace una cosa, a uno un'altra, a un'altra ancora, a uno farà cagare tutto e ciao. Fondamentalmente è così, perché tanti mi dicono che sia FIFA che PES sono giochi di merda, perché giochi di calcio sono tutti uguali. Io rimango basito, però c'è anche quel tipo di persone che proprio giochi di calcio non gli piace. L'importante è rispettare le opinioni e le idee di tutti. E adesso intanto proviamo a cazzeggiare. Qua voglio il gol di Giampaolone Neymar. Vai Giampaolone. Ora Neymar, eccolo qua. Tira. Cazzo di livello ho messo, il penultimo penso, campione, non mi ricordo. Però è godibile proprio graficamente, che gameplay, te lo godi. Fuori gioco. Ah, strunzo. Comunque ragazzi il Milan mi compra Zappata, si gode. Mamma mia che sesso. Se compriamo Matri ragazzi. Guarda, tipo per la Puteolana, gloriosa squadra che ha fatto 6 punti nella stagione, non mi ricordo, 2002-2003. 6 punti in C2 e basta, cioè viva la Puteolana. Ganso. Borges. Dalla. Attenzione, Neymar. Che tiro di merda. Dai, lo farà almeno un gol, raga. Per voi che sopportate ancora il Comendone. Ragazzi, ho tante idee per settembre, sono quando ricomincia la stagione videoludica. E poi aspetto tanto il 2013 con dei giochi tipo GTA, Metro, ce l'ha veramente, ho voglia di godere. Allora, Haruka, one. Vediamo il tiro. Tiro da zoccole. Cioè, paradossalmente è più facile PES, ma gioco 80 volte meglio a FIFA. Cioè, sono un Kumenda paradossale. Vai Rona, c'ho Ronaldinho. Allora Rona, ragazzi, è tornato il Rona. Meno male che l'arbitro non me l'ha fischiata. Fine primo tempo. Seconda frazione, ma David, qual è? Quello dell'ex Fenerbahce. Ha comunque un applauso all'Inter che va a perdere 2-0 con l'Edux Palato. Passa il turno ma con sofferenza. Un applauso all'Inter. Dato che tra Milan e Inter, raga, non so chi ha preso peggio. Mamma mia, che cesso.
Ma vaffanculo. Williams, Bottinelli, bravo, vai Gansone, Elano, vai, dalla Neymar, ma no, ma giusta però, cazzone. David, bravissimo Ruka. Guarda che casino centrocampo, raga, fuori gioco, zoccoloide. Bravo Rafael Cabral. Dai che sbaglia Williams. Ariola, Paolo Enrique Ganso, vanno fango. Ma questo è il livello minchia, cioè, ma no! Sì che è livello alto, qua il portiere Cappelli. Più giochi, più vedi qualche difettuccio. Qua il portiere ha fatto una cappella oscena. Neymar. Però ricordiamo che è anche una demo, quindi insomma lo spazio ai miglioramenti. Va, pecca. Enrique. Dai, volevo fare un golletto, però. Che pippone che è il Comenda. Neymar. Vai Neymar. Saltameli tutti Neymar. Saltameli. Ecco. Di uno quanti ne hai saltati? Zero, beh, è chiaro, no? Cioè. Elanone. Grandissimo Elano. E qua voglio il gol, Ganso! Paolo Enrique Ganso 1-0. Anche Ganso uguale, fatto bene. E c'è il gollazzo di Paolo Enrique Ganso. Perché forse la portiamo a casa. Dai Beppe che la portiamo a casa, attenzione. Ecco, quando parla il Comenda di solito so cazzi. Juan Ganso. Neymar prova a darla alta, attenzione. Ganso prova il tiro. Comunque Elano, ragazzi, ha recuperato un pallone per il gol strepitoso. Viva Elano. E per me è finita. Elano si libera bene. Ganso sbaglia tutto, è troppo galvanizzato dopo il gol, è troppo gasate. Ai Wagner Love, no! Ma la difesa del cazzo era. Vabbè dai, non vediamo gol, raga, ci divertiamo, vai. Ma proprio alla fine, ma no. Vabbè dai, raga, come al solito gli epic fail comendiani dominano. Ragazzi, un saluto dal Comendone, ho fatto sto video perché voglio fare giocare a PES, che cazzo, facciamo un video, va tanto. E niente raga, alla prossima. Ciao!